buonasera a tutti. Siamo veramente felici di avervi ospiti qui questa sera per questo evento, perché questo è un evento di ambito storico-musicale, in quanto è in occasione del famoso ballo di carnevale che si fece nel 1511, nella notte del 26 febbraio del 1511, tra coloro che poi sono diventati protagonisti del dramma più importante al mondo, ma le cui origini, le vere storie, sono nate qui, in Friuli, nel nostro Friuli storico, a Udine, in piazza Venerio, nel famoso palazzo Savonian, poi è andato distrutto in piazza Venerio. La nostra associazione di promozione sociale, International Comité Romeo and Juliet in Friuli, riprende un lungo percorso di un'associazione culturale di 20 anni in cui va intanto un nostro applauso al suo ideatore, patrocinatore in questi 20 anni di battaglie culturali, il dottor Albino Comelli, che dopo ovviamente farà anche lui la sua introduzione storica. Io mi soffermo sui saluti istituzionali in qualità di presidente. Devo ovviamente ringraziare l'assessorato alla cultura del comune di Udine e l'amministrazione comunale qui rappresentata dal sindaco, che ci hanno chiesto formalmente la collaborazione per questo evento che hanno fortemente voluto. Pertanto, prima di entrare nei particolari della manifestazione, invito il signor sindaco ad accomodarsi qui al mio fianco e portare un saluto a nome dell'amministrazione comunale e dell'assessorato alla cultura del dottor Cigonetto, che in questo momento si trova in un altro evento, all'inaugurazione dell'Accademia Belle Arti di Udine. Ecco, quindi lascio la parola al sindaco. Grazie. Innanzitutto un saluto da parte mia a tutti voi che stasera siete venuti per ascoltare bella musica, ma anche per ricordare un episodio che fa storia in questa città. Il discorso di Luigi Dal Porto e di Lucia Savognani. Noi friulani, noi udinesi, qualche volta siamo un po' distratti per quanto riguarda le nostre storie e le vicende che hanno avuto proprio Udine come protagonista. Pensate, Shakespeare, Giulietta e Romeo, tutto l'episodio storico è avvenuto qui, nella nostra città, con protagonisti una friulana, la Lucia Savognani, e Luigi Dal Porto, che era un vicentino, faceva il militare di Ventura, perché una volta erano pagati il capitano del Repubblica. Quindi è un orgoglio riscoprire queste cose, e come diceva bene il professor Falcone, grande merito va ad Albino Comelli, al dottor Albino Comelli, che da anni sta diffondendo questa notizia storica che dà lustro alla nostra città. Noi come amministrazione abbiamo finanziato l'installazione, non so se avete visto, in piazza Venerio, dei tabelloni che raccontano in maniera molto sintetica gli elementi forti di questa storia. Però bisogna continuare, bisogna far capire ai friulani, ma io direi anche a coloro che vivono da altre regioni, che il momento storico si è svolto in questa città. E la data, come avete sentito, era la notte del 26 e 27 febbraio del 1511. E quindi siamo orgogliosi anche stasera di ascoltare questo concerto dedicato a questi due protagonisti che proprio tanti anni fa furono qui al ballo del Palazzo Savognani in piazza Venerio, protagonisti di questa storia. Quindi buon ascolto a tutti, grazie al comitato che sta portando avanti questa idea, questa proposta molto forte. Noi l'abbiamo sposata come amministrazione comunale e continueremo a difenderla e soprattutto a svilupparla ancora di più, perché merita. La storia è storia, i fatti veri vanno ricordati e noi siamo orgogliosi di dire che Giulietta e Romeo erano qui protagonisti in questa città. Grazie sindaco, grazie all'assessore alla cultura, saluto anche l'assessore all'istruzione, professoressa Elisabetta Marioni, il vice sindaco del comune di Cividale, onorevole Roberto Novelli,
e tutti voi che vedo che siete arrivati da diversi luoghi del Friuli. I posti erano ovviamente pochi, ma crediamo che per assistere a un'anteprima mondiale, perché tra poco ascolteremo un brano che verrà eseguito per la prima volta in pubblico ed è un'esclusiva, un sogno che si realizza per la nostra associazione, per la nostra cittadinanza. Entro subito nel merito per presentare il maestro Sebastian Dibin. Sebastian Dibin è nato il 23 ottobre 1981 a Udine, pianista e compositore friulano di livello internazionale, è uno tra i migliori musicisti al mondo della sua generazione. Qui tra l'altro ci sono tanti altri compositori, pianisti e colleghi. Come pianista ha vinto ben 14 premi internazionali, tra cui spiccano il prestigioso Premio Venezia nel 2003, l'UNISA 12º International South Africa Piano Competition nel 2012, il San José International Piano Competition in California nel 2014 e il Franz Liszt Danubio International Piano Competition nel 2021. Come compositore nel 2021 ha vinto ben 17 medaglie di platino più il Palladium con le sue opere pianistiche e le sue rivisitazioni e parafrasi su celebri canzoni pop e jazz al Canadian International Music Competition, al Quebec International Music Competition e al Nord America Virtuoso International Music Competition. Dulcis in fundo ha inciso ben 4 album con l'etichetta americana Centaur Records della Louisiana, con musiche di Franz Liszt, Frédéric Chopin, Rachmaninoff, Scriabin e Prokofiev e Tchaikovsky e le sue composizioni pianistiche di cui dopo ascolteremo un'inedita. Intanto accoglierei con grandissimo applauso Sebastian Dibin. Ai tasti del suo pianoforte ringrazio anche il maestro Cernaz che ci ha accordato, ringrazio anche l'ufficio tecnico, i nostri dipendenti comunali, l'ufficio anche dei dipendenti dell'assessorato alla cultura, perché noi una settimana fa siamo venuti qui a fare, a vedere e a approntare il tutto, perché fare concerti di questo livello non è semplice, e quindi ringrazio il personale tecnico, il maestro Dibin, che adesso ci esibisce un brano del compositore ungherese Franz Liszt, il brano è Liebestraum numero 3.
Siamo solo all'inizio, grazie a questa anticipazione. E ora è venuto il momento di entrare nel nostro 10 minuti di introduzione storica con colui che appunto da 20 anni a questa parte, riprendendo gli studi del professore inglese Cecil Grove, che fu il primo a rivelare all'Accademia di Vicenza queste interconnessioni, questi legami storici, questi legami filologici con la novella autobiografica Giulietta di Luigi da Porto, scritta intorno al 1517. Ecco, questi studi poi sono stati ripresi, divulgati in battaglie culturali nella città di Udine, ma in tutto il Friuli, da Cividale a Rivignano Teor, insomma dappertutto, e l'anima è dottor Albino Comelli. Anche lui è acciaccato, siamo tutti acciaccati, dal presidente al vicepresidente. Ecco, prima di lasciarti la parola, rinnovo i ringraziamenti anche ai soci che sono arrivati da lontano, da Treviso, dal Pordenone, perché abbiamo soci anche all'estero, e in questi giorni, lo posso dire, anche grazie alla nostra socia Rosanna Spolaore, siamo in contatto con la direttrice del teatro di Londra, quello di William Shakespeare, e magari più avanti avremo anche delle sorprese qui in Friuli. Noi abbiamo presentato questo nostro comitato internazionale in piena pandemia nel 2021 nel Salone del Popolo, sempre grazie all'amministrazione comunale, e da lì abbiamo cercato di portare in Friuli e all'estero l'importanza di questa novella di Luigi da Porto, dei veri Giulietta e Romeo, ovvero di Lucia Savognani e Luigi da Porto. Ma questo e altro vi dirà nell'introduzione storica dottor Albino Comelli. Dunque un saluto a tutti, in particolare al signor Sindaco che ci ha riempito di speranza, di dichiarazioni, ma siccome è un uomo del fare e un friulano dell'operare più che del dire, ci aspettiamo ancora di più. Gli do una provocazione, si intende, perché vogliamo che questa benedetta città di Giulietta Romeo, su cui tu hai giocato un pochettino anche la tua importanza, non solo su questo, perché hai fatto tante cose buone in questi 5 anni, però si realizzi in maniera più concreta, più turistica. Vogliamo dare pane, oltre che amore, a questo piccolo, grande popolo che amiamo, a questa terra detta patria del Friuli. Detto questo, ringrazio tutti i presenti, naturalmente Sebastian, l'artista che oggi è onorato e ci onora della sua presenza. Dunque, la storia di Giulietta Romeo, di cui Verona vive alla grande e assieme all'Arena praticamente si permette anche di stare seduta sul divano anche senza il reddito di cittadinanza tutto il giorno. Questa Verona giustamente vive, vorremmo noi anche partecipare a questa bellissima torta dell'amore, ovviamente partecipare avendo la storia vera qui, perché i friulani sono abituati a raccontare le verità. Invece è passata a Verona a raccontare una bella balla, ovviamente con l'approvazione di Shakespeare, e di questo vive. D'altra parte anche la televisione italiana non mi sembra che viva di verità reali o popolari, ma anche di qualche balla, per non dire di molte balle, però alcuni sono disposti a berle. Detto questo, la storia vera è nata in Friuli. La storia vera di Giulietta Romeo è nata qui nel 1511, quando 2 esponenti della nobiltà friulana, Savognani e da Porto, si sono incontrati alla festa di Carnevale, alla festa mascherata del 26 febbraio, come ieri, e durante questa festa mascherata da ballo si sono conosciuti, e questi 2 ragazzi friulani nobili sono diventati amanti, si sono amati per alcun tempo, come succede ai grandi amori che non hanno una vita eterna. Non vuol dire che quelli che resistono non siano buoni, però passano alla storia quelli che hanno un fattore drammatico. Anche questo basta vedere i telefilm
televisione italiana, se non ci sono 2 o 3 morti, non c'è di mezzo neanche l'interesse di vederlo. Detto questo, dico, allora Luigi da Porto, vicentino però di madre friulana, Savorgnan, e la Lucina Savorgnan si sono amati, conosciuti, e hanno vissuto questa luna di miele che non è durata troppo, perché nel frattempo Luigi da Porto, nella battaglia di Manzano, di pochi mesi dopo, è stato ferito quasi mortalmente, è sopravvissuto per miracolo, però è arrivato a sopravvivere quel tanto da poter raccontare la storia e scrivere la novella Giulietta, che poi arrivò a Shakespeare 40 anni dopo, e Shakespeare, che aveva l'occhio, che come dice Rosanna Spolaore, venuta da Conegliano oggi, è anche quello mezzo italiano, però non si può ancora dire, perché Londra è un po' più potente di Udine nel dettare le leggi dell'informazione mediatica, ma per adesso non vuol dire, sia una sfida anche per lei. Comunque noi siamo in contatto anche con il Globe Theatre di Londra. Ebbene, viene fuori che Shakespeare fa questa cosa e fa come altre 12-13 opere, ovviamente legate al Friuli e al Veneto, e non si sa come fosse così preciso nel descrivere anche i particolari, e ovviamente non essendo mai uscito da Londra, cosa strana, è ovvio che aveva qualche suggeritore locale nostro. Tanto sta che questa storia arriva a Shakespeare, e poi su Shakespeare questa storia vissuta qua a Udine è diventata la storia di Verona, perché i Montetti e i Cappelletti sono stati localizzati a Verona, sono stati localizzati anche gli eventi a Verona al periodo della Scala, e invece erano tutti avvenuti qua. Però Luigi da Porto, nel scrivere la novella, non faceva altro che coprire con la storia romanzata la storia autobiografica di lui e di Lucina. La storia è mia, lui lo ha detto nella iniziale dedica a Lucina: tu sai che parliamo di noi, che è la nostra storia. Però nonostante questo la storia è arrivata, è andata a Verona e lì rimane grazie a Shakespeare. Però noi possiamo ottenere anche noi un risultato positivo, perché è importante che i fatti e le storie vere valgano almeno quanto quelle raccontate, perché ripeto, una balla ben raccontata a volte vale più di una verità un po' sgradita. Così capita nella vita. Fatto sta che noi oggi siamo qui a ricordare che questa storia di Giulietta e Romeo onora il Friuli, onora la nostra storia, ci riporta a una storia che può diventare un'immagine importante per il Friuli, anche dal punto di vista del turismo. Ho ricordato prima che Verona con l'Arena ha 3-4 milioni di abitanti, di turisti. Io infatti la prima cosa che ho fatto, signor Sindaco, ancora prima che lei ricevesse come Presidente della provincia il Sindaco di Verona, Flavio Tosi, che è venuto qui a inaugurare una mostra su Giulietta e Romeo. E questo Sindaco Flavio Tosi, che fu un grande Sindaco a Verona, quando gli avevano detto allora come la mettiamo con Verona? E lui ha allargato le mani, perché era molto simpatico e anche molto credibile, diceva: a voi la storia, a noi il mito, amici come prima. Questi sono gente importanti, grandi, solo che loro ci hanno dato lo spunto, noi non l'abbiamo ancora raccolto del tutto. Allora, nel frattempo, io dopo aver fatto l'accordo con il potentissimo centro club di Verona, Giulietta e Romeo, che volevo pararmi le spalle perché ho capito che, e sono andato in veste di agnello per dire: guarda che noi friulani non abbiamo mai dato fastidio a nessuno, ma siamo intimiditi da tutto e da tutti, chiediamo sempre permesso anche per andare qui vicino. Però dico, c'è un problema, dico, che noi desideriamo. Ho tirato fuori dalla tasca una pergamena già fatta, preparata, ovviamente stile napoletano, anche se sono un po' friulano, perché ho capito che in certi casi bisogna andare lisci e dritti e tosti, e ho detto: se solo da fare una firmetta come si fa? No? Ebbene, cosa dice? Dice che voi avete la storia romanzata da Shakespeare, siete benedetti da Shakespeare, ma la storia vera è nata in Friuli, Lucina, Savorgnan e Luigi da Porto. E
Castelvecchio, abbiamo fatto anche l'accordo con il comune di Verona. Dopodiché, faccio breve, sono andati a Trieste, perché ho detto abbiamo i dirimpettai nostri qua, che è un'altra grande storia d'amore, Carlotta del Belgio, Massimiliano d'Aspu, che non è roba da poco e non mi sembra che se la passino tanto male a Miramare. Dopodiché non ho finito, ho detto, ho saputo che c'è una città chiamata Teruel, una città spagnola chiamata la città dell'amore, Teruel appunto, e ho contattato la direttrice di questo centro, Rosa Lopez, e le ho detto, anche lì umilmente, perché bisogna avere sempre l'aria dell'agnellino e poi infilare dentro la zampata del leoncino napoletano, si intende. E bravo, viva Napoli. E in poche parole ho fatto il gemellaggio anche con Teruel, città dell'amore. Un'altra provocazione al signor sindaco, perché devo approfittare, non è che adesso in campagna lo vedrò spesso, e sperando di vederlo per altri anni, perché mi sembra che ha le carte in regola per averle. Allora, questa cittadina Teruel ha 30.000 abitanti. Rosa Lopez mi ha detto, guardi, dottor Albino, la nostra economia di questa città vive sulla storia d'amore di Diego Marsilla, che è l'eroe di questo amore, e di Isabel de Segura. Come dico, voi mangiate sopra su questo amore? Sì, dice, abbiamo l'economia turistica che viaggia per questo. L'ho detto, è mai possibile che gli unici, non dico la parola sgardiana, siamo noi che non approfittiamo di un poco di amore per avere un po' di economia, di turismo? Ecco, abbiamo fatto tutte queste cose. È ovvio che abbiamo i nostri in casa più che fuori. Saluto quelli venuti dal Veneto perché ci danno una mano. Poi dirò che c'è oggi una serie di regali, compreso per il signor sindaco, venuti proprio da Capodistria, da Lorella Termo, che è una nostra appassionata, un'artista, una pittrice, una ritrattista slovena che da anni ci sostiene, ci dà una mano senza chiedere niente. E mi sono detto, tutto il mondo ci è vicino, i vicini sono un po' più lontani. Ecco, e dunque abbiamo anche l'occasione di, oltre di avere comunque degli amici vicini anche tra i letterati, tra gli studiosi. Sì, gli accademici non mi sembra che mi guardino di buon occhio. A me hanno detto, cavolo sei, uno psicologo si mette a fare lo storico. Sì, insomma un accademico che sta lì seduto sulla poltrona da 2000 anni, forse gli dà fastidio, poi non so chi sei. Per fortuna che c'è un mio amico caro, che non è l'ultimo arrivato di questa caro clan degli storici, che si chiama Gianfranco Ebero, il quale ha partecipato come sindaco a vari incontri miei e ha anche scritto dei libri in cui ci sono capitoli su Giulietta Romeo, dove conclude: è giusto che il comune di Udine onori questa storia e faccia delle attività monumentali in onore a questa storia. Quindi abbiamo qualcuno che si difende. Poi c'è Antonio Di Lorenzo, che è la memoria storica di Vicenza, parlo sì di genere, non è Belvarso o Gordia, dove erano molti amici, anche io. Dico, sono persone che ci difendono. Antonio Di Lorenzo, caporedattore del giornale di Vicenza. Poi abbiamo D'Aporto, l'erede dei D'Aporto, erede del Luigi D'Aporto, il quale dice: ma noi da sempre nella nostra famiglia sappiamo che la vera storia di Giulietta Romeo è la storia friulana, di un amore di Luigi D'Aporto con una ragazza friulana. Guarda caso, qua dobbiamo ancora rendercene conto noi. Speriamo, anche la vostra presenza mi è cara e mi aiuta e mi induce a sperare che naturalmente arrivi al cuore di chi può amministrare, decidere e naturalmente vorrei concludere quando nel salone, finisco un piccolo episodio che indica tutto, quando nel salone del popolo, chiamato del popolo, dove effettivamente arriva il popolo, il signor sindaco presentava un libro di Dalila di Lazzaro, Così è la vita, di cui anch'io ho presentato altri libri, di cui sono amica. Quando io mi sono avvicinato al
tavolo dove c'era il sindaco, dove c'era Dario Zampa e Dalila Di Lazzaro, mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, e io ho detto buongiorno Dalila, e lei non è che mi ha detto ciao Albino, mi ha detto Giulietta e Romeo, cioè ormai ho solo un nome, mi chiamo Giulietta Romeo, una storia, una dedizione, una passione, un amore per il mio caro Friuli che passa attraverso questo grande amore passato. Spero che si diventi anche l'orgoglio di voi tutti e del comune e della grande famiglia chiamata Patria del Friuli. Grazie. Grazie ad Albino Comelli per la passione con la quale sempre ci mette e la competenza. E ora li chiamiamo per il proseguo di questo live, il concert esclusivo con trittico di brani. Il primo I Believe, brano pianistico originale appunto del maestro De Pin, dedicato proprio a Lucia Savognan del Monte e a Luigi da Porto. Seguirà poi una rivisitazione appunto per piano a cura di Bean, sempre di Ray Charles, ovvero un brano conosciutissimo per chi ama il blues come me, Georgia on My Mind, e poi una rivisitazione sempre per piano di Richard Smallwood, I Love the Lord. Quindi lasciamo la parola alle note del maestro di Bean.
veramente tutto il mondo. Maestro Bellini, vieni qua, noi siamo tutto in diretta. Allora, non era previsto, ma come mi ha insegnato l'amico Gianni Minà, questo è il bello della diretta, e ti chiedo, ma è quel signore lì, quel signore che no, il dottore Albino, che ti ha convinto a fare quel bel brano anche lì dedicato a Lucia Savognana e a Luigi Laporto, è lui? Sì, mi ha ispirato moltissimo la storia e poi anche il fascino della personalità e la cultura del personaggio. Bene, viva la verità, viva! Senti, tu veramente stai girando il mondo, sei un fulano, abiti nell'Interland udinese, Plasencis, no? Pochi chilometri da Mariano, no? Ecco. E è un orgoglio nostro averti qui questa sera, dell'amministrazione comunale che ti ha fortemente voluto, e spero che da questa sera, adesso prima di iniziare l'ultimo set finale di canzoni e di brani, scusa, possano partire altri progetti di cui parlavamo giustamente una settimana fa, invitando altri tuoi amici e colleghi, portando a Udine veramente una grande musica classica per piano che Udine necessita e che ha bisogno per il futuro. Lasciamo le ultime parole sempre alle note del secondo intervento pianistico, con la rivisitazione al piano di un brano qui. Hai colpito nel cuore, no, non gliel'ho suggerita io la scaletta, ma quando ho visto questa rivisitazione dei Queen di Who Want to Live Forever, una delle più belle ballate dei Queen, insomma non potevo non... mi sono ricresciuti i capelli, te li invidio, lo sai, no? E poi concluderai con il brano, con titolo in francese, Piaf, no? Passerotto libero, di tua composizione. A voi il maestro Sebastian Divini.
Grazie ancora al maestro Sebastian Menini, questo concerto esclusivo offerto gratuitamente all'amministrazione comunale, dalla nostra associazione. L'applauso sono tutti per te. Ecco la nostra socia, Margherita Laggi, ungherese. La bandiera friulana per il nostro grandissimo friulano. Con l'amore dell'Ungheria, Margherita Laggi, grazie. Adesso ci sono, come diceva l'amico Armino, l'altra ospite internazionale che avevamo era l'artista Lorella Ferro di Capodistria, slovena ma della minoranza italiana, non è qui con noi perché anche lei è influenzata. Del resto anch'io come te siamo reduci da ricadute di influenze. Io fino all'altra sera avevo febbre, anzi approfitto per ringraziare il segretario del nostro comitato internazionale, fatti vedere, il dottor Gregorio Grasselli, io alla telecamera che mi ha egregiamente sostituito negli ultimi giorni nelle pratiche amministrative e di tutto ciò che c'è dietro a un lavoro di organizzazione del genere. Grazie Gregorio. E Albino, so che adesso c'è il momento della consegna di qualche riconoscimento. Sì, ma due parole io dico, sono anche implicato nell'amicizia con questo immenso talento friulano che a 11 anni suonava a proposito della Slovenia con l'orchestra sinfonica albiana. Allora, caro Sebastian, io ho ricevuto lo spartito dalla tua composizione I Believe, io credo. Io poi ho aggiunto che tu credi nella musica, la musica crede in te, noi crediamo in te. E tu hai scritto qua, dandomi lo spartito dai Believe che hai dedicato alla nostra associazione Giulietta Romeo. Io, Sebastian Di Bin, firmato da lui ormai, faccio dono al dottor Albino Domenica, che sono io, della mia composizione musicale. Oggi abbiamo divertito anche di Severo, anche divertente, uomo di mondo musicale che è Ugo Falcone, presidente della nostra associazione, grazie. Allora, io dedico, dice Sebastian Di Bin, faccio dono al dottor Comendi della mia composizione musicale I Believe, in onore dell'origine friulana della storia d'amore di Giulietta e Romeo, di cui il dottor Comendi è lo studioso, promotore e divulgatore. Sempre dopo c'è Jim Clark, di cui il suo nome onoro con tutto il cuore, un inglese che si è dedicato al Friuli, che mi ha detto alla fine morendo pochi anni fa come sindaco, dice: Albino, continua quest'opera e speriamo che il Friuli ti ascolti e raccolga questo grande messaggio. Grazie Sebastian di queste parole meravigliose, qui aggiunte altre che anch'io adesso 2 paroline ho ancora da dire a lui, perché lui non è solo musica, è anche orchestra, è qualcosa di incredibile. So che lui ha davanti a sé un grande percorso, così giovane e forte, che anche se è partito da bambino prodigio, e che è una responsabilità, però hai il tempo anche di divertirti da grande, vedrai, anche con la musica, che alla peggio ti accompagna sempre. Allora, questo è lo spartito, c'è anche la fotocopia, anche se qualcuno vuole proprio, che mi ha regalato. Questo è onore mio, onore dell'associazione, onore del Friuli, onore al cuore, alla grandezza di questo ragazzo che va in giro per il mondo. Prima è stato nominato giusto da Ugo Falcone tutti i riconoscimenti mondiali. Io voglio sottolineare quello di Montreal, del Quebec del canadese, perché lì si è trovato di fronte a 350 grandi compositori e pianisti del mondo e ha preso i 3 premi con le 3 versioni più importanti in maniera assoluta, ragazzi. Oh, non si pensa, poi quando lui... il premio di piano classico, piano jazz e piano pop. Non è finita la sua carriera, è solo all'inizio, perché questi coi bambini non si ragiona, vanno avanti eternamente, fanno
raggiunti, e lui continuerà questa cosa. E adesso mi ha detto che il suo, diciamo, obiettivo, la sua diciamo, prospettiva è quella di praticare attraverso la composizione e l'improvvisazione, andare sulla scia di quella musica afroamericana, del jazz, del country, del spiritual soprattutto, che unisce la corporeità della musica, la fisicità, la visceralità che l'avete sentito. Questo qui, siamo di fronte a cavalcate di praterie immense, celesti e terrestri, che lui riesce con le sue mani, non so cosa hai nelle mani, evidentemente avrà le mani drogate, perché lì non è che la tastiera, non sa neanche la tastiera che cosa ha trasmesso, però al nostro cuore tu sei arrivato e arrivi, e anche in questa gelida giornata di freddo abbiamo sentito molto calore, la calore dell'arte, della poesia, della musica e dell'amore soprattutto che ci avvicina. Adesso abbiamo dei premi da dare, delle cose. Vieni Margherita, questa è mia moglie, che se non l'avete conosciuta, che io ho sposato seppure in tardiva età, no? Perché ho cercato di resistere al fascino dell'amore matrimoniale il più possibile, non devo parlare, e questa è la tipica cosa che dicono le mogli, anzi, allora dammi il primo quadro. Si può ancora dire padre, madre, oppure per senso di casa, lo chiamate madre e padre, e di questo artista, siete artisti anche voi tra l'altro. Ecco, e questo è Lorella Ferro che ha fatto da Capodistria, e penso che ti ritrovi, è un regalo suo, è stato ispirato da me, assieme anche a Liszt e a Chopin. Liszt, ricordo che l'Ungheria, così maltrattata in Europa, proprio da Bruxelles, è la madre dei più grandi pianisti e violinisti del mondo. Ok, brava Margherita. Prego. C'è anche la dedica di Lorella Ferro. Poi abbiamo anche per il sindaco, perché il sindaco a questo punto non può sfuggire agli impegni. No? E qui che cosa c'è? Il sindaco. Va in montagna con i suoi cani Labrador, siamo informati di tutto, siamo informati che ti fanno anche stai attento di non scivolare più. Ecco, e questo abbiamo da Lorella Ferro. Ecco qua. Sì. E poi ne abbiamo ancora un altro, perché devo ci sono anch'io. Questo, dimmi come definisci il tuo marito? Questo è il soprattutto insostituibile sembra, che sono io, attorno a questo grande artista. Qui armoniamo ogni cosa magnifica che possa esistere nel mondo, compreso l'amore, perché Liszt, il più grande pianista di tutti i tempi, sembra che fosse, sì, si era fatto mezzo francescano, però contemporaneamente era assediato da nuvoli, era la scarpa all'epoca dell'Ottocento delle donne, e quindi mi sembra che sia divertito più dalle donne che dai francescani, ed era un grandissimo pianista. Io so che di questo Liszt lui prende e porterà avanti quella versione, diciamo, fisicista, corporea, sensuale, che unita alla spiritualità fa di un grande artista colui che vola il cielo avendo i piedi a terra. Grazie Sebastian, grazie. Grazie mille, grazie Sindaco. Vi ricordo che chi vuole aderire al nostro comitato internazionale può aderire, fuori ci sono le schede di adesione, troverete anche il nostro Gregorio Grasselli con i suoi libri, tra l'altro in offerta. Maestro, la serata si sarebbe conclusa. Qui ho sentito bis, Momento musicale di Rachmaninoff, il sesto momento musicale della sera.
il bis Sebastian Divini.
si fa l'Arena di Verona? Come si fa? Bene, grazie a tutti. Vi ricordo che fuori potete aderire al nostro comitato internazionale con una piccola iscrizione e potete seguirci sui canali social YouTube, Facebook e Instagram. Grazie a tutti, buona serata, grazie all'amministrazione comunale, grazie Maestro Di Pino.